Questo è stato un anno davvero molto impegnativo, soprattutto la seconda parte dell'anno, perché sì, siamo stati impegnati, fortemente coinvolti, fortemente impegnati per le attività emergenziali connesse con il sisma nell'Italia centrale. Ecco, complessivamente sono 130 le unità che dal 24 agosto, l'unità del Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, che dal 24 agosto si sono susseguiti, insomma, per la rotazione, stanno operando sul cratere, quindi questo ovviamente risulta particolarmente impegnativo per noi. Gli eventi collegati al meteo certamente sì, hanno un loro impatto significativo anche nelle statistiche, diciamo, dei nostri interventi nel corso dell'anno. Se storicizziamo un attimo la nostra attività, ecco, noi siamo passati da un 2014 particolarmente intenso, ecco, se ricordate l'estate del 2014 da Refrontolo purtroppo ed altri eventi, soprattutto in estate. Il 2015 da questo punto di vista è stato un po' più tranquillo, ecco, il 2016 ci ha visti impegnati, ricordo soprattutto, diciamo, la tromba d'aria di Conegliano all'inizio di agosto di quest'anno, quando abbiamo effettuato circa 150 interventi di soccorso in 3 giorni, anche lì in concorso con altri enti, con i volontari, con il Comune di Conegliano, con i servizi forestali della Regione. Insomma, è chiaro che ormai questi eventi, diciamo, prevedono, necessitano del concorso di diversi soggetti, di diverse istituzioni, di diversi corpi, e noi cerchiamo di mettere a disposizione le nostre competenze, no, nell'ambito, diciamo, di un'integrazione del soccorso. Oltre 5.000 interventi di soccorso in provincia, in linea un po' con i numeri, con i dati degli scorsi anni. Anche il numero degli incendi è in linea con quello degli scorsi anni, 1 migliaio di incendi all'anno, ovviamente di dimensioni sì, le più variegate, insomma, dal piccolo incendio, dal piccolo cestino ecco, diciamo, un incendio più gravoso quest'anno, forse quello di Asolo, l'Asolo Food, ma è solo una parte del nostro lavoro, che ormai, diciamo, ci vede impegnati in attività sì, sempre più variegate, sì, con necessità anche di attrezzature molto diverse fra loro.